Benvenuti a Come rendere la vita più facile al vicino di casa. Non scuotere la tovaglia sporcando le proprietà altrui. Ma sono due briciole, ma chi se ne accorge? Se il tuo vicino è gentile, Oh, grazie per la password del wifi, No, adesso non mi serve più comunque. Mi hanno rinnovato la promozione, adesso ho mili giga. fai in modo che non se ne penta. Oh, stasera portati il computer, Così ti scarichi tutte le serie, no? Con wifi del vicino. Ci sono degli orari sensibili. Siate sensibili. Fare dei gesti carini nei confronti dei vicini Ciao vicina, avevo voglia di fare dei dolci e così ho fatto una torta anche per te. è una cosa meravigliosa. Ma attenzione a non essere invadenti. Ciao vicina, avevo voglia di fare due chiacchiere e allora ho pensato che per comodità dormo qua. Ah, la musica. Signorina, potrebbe abbassare un po' la musica? In casa propria non ci devono essere limiti alle proprie fantasie. Sei il mio cagnolino. Ma è giusto che ci siano dei limiti di decibel. Fai la guardia. È molto bello che gli amici vengano a farti visita, Oh, amico, sei in casa? ma educali all'uso del campanello. Quando ti aggiri per casa, Vuoi dirmi che ho lasciato una luce accesa in cucina? La lavatrice l'ho fatta partire? Ho lasciato acceso il gas? non indossare i tacchi. Sono così comodi che non mi ricordo neanche di averli addosso. Bambini, la vita è più divertente se si gioca. Giochiamo al trasloco! Giochiamo ad aprire e chiudere i balconi! E adesso giochiamo a battere i piedi! Ma battaglia navale no? Capita facilmente che delle semplici incomprensioni diano vita a dei piccoli conflitti familiari. Basta! Sono stufo! Io sono stufa io! Ma per piacere, non fate i curiosi. Ma sì, vai via! Sì, perché sono stufo di te e di chi non si fa gli affari propri! How deep is your love? Allora, amico, sei in casa o non sei in casa? Perché sennò, sì, tolgo il disturbo.